Salve a tutti, vediamo ora un riassunto su come risolvere equazioni trigonometriche grazie all'aiuto di equazioni di secondo grado. Quindi dobbiamo risolvere 2 seno al quadrato di x meno, in parentesi, 2 più radice di 3 seno x più radice di 3 uguale a 0. Allora, l'idea è di sostituire con una nuova variabile t proprio seno di x, perché qui al quadrato, qui no, e quindi troviamo 2t al quadrato meno 2 più radice di 3t più radice di 3 uguale a 0. E quindi questa è un'equazione di secondo grado che mi darà due soluzioni e poi dovremo risolvere, perché t è seno di x uguale alla prima soluzione e seno di x uguale alla seconda soluzione. Però adesso, già che ci siamo, vediamo che questa equazione di secondo grado può presentare delle difficoltà per via di queste radici. Allora, usiamo la formula t12 è uguale meno b. Qua ho già questo meno davanti, allora diventa meno, questo diventa un più, 2 più radice di 3, più o meno radice di b al quadrato, questo meno al quadrato va via, scrivo 2 più radice di 3 tutto al quadrato, meno 4ac, meno 4 per 2 per radice di 3, tutto fratto 2a, 2 per 2 è 4. Va bene, allora adesso qui sviluppo il quadrato del binomio, 2 al quadrato 4, più 2 per 2 per radice di 3 più 4 radice di 3, più radice di 3 al quadrato è più 3. Qui meno 8 radice di 3. Questo ho scritto un altro colore perché adesso qua vediamo ci sarà un problema, avremo una radice doppia, però qui c'è un trucco facile su come risolverla in modo senza tante difficoltà. Allora, questo quadrato del binomio qua sono andato a scriverlo qui con un altro colore. Adesso vediamo che 4 radice di 3 meno 8 radice di 3 è meno 4 radice di 3. È vero che normalmente avrei fatto 4 più 3 è uguale a 7, avrei scritto 7, però adesso lasciamo stare per il momento, qui ricopiamo 4, qui 3, facciamo solo 4 radice di 3 meno 8 radice di 3, meno 4 radice di 3. Perché ho fatto questo? Perché andiamo a confrontare questa espressione in rosso con questa in verde. Vedete che cambia soltanto che qui è più e qui è meno. E quindi questo in rosso proveniva da 2 più radice di 3 tutto al quadrato e questo in verde ovviamente proverà da 2 meno radice di 3 tutto al quadrato. Se uno non è convinto prova a fare qui il quadrato del binomio, vede viene proprio questo. E vabbè, tutto il resto è rimasto uguale. Allora appunto vanno via la radice quadrata e questo al quadrato. E quindi ho 2 più radice di 3 più o meno, in parentesi, 2 meno radice di 3, fratto 4. Adesso posso trovare t1 e t2, una volta scelgo il meno e quindi qua i segni cambiano, meno 2 più radice di 3, l'altra volta scelgo il più, diventa più 2 meno radice di 3, qua si vanno a eliminare 2 meno 2, qua 3 meno, radice di 3 meno radice di 3, qua troviamo radice di 3 più radice di 3 e 2 radice di 3, fratto 4, andiamo a semplificare, radice di 3 mezzi, qui 2 più 2 è 4, 4 fratto 4 è 1. Come dicevo prima, adesso abbiamo trovato due valori di t, ma seno x uguale a t, quindi avremo due equazioni da risolvere, seno di x uguale a radice di 3 mezzi e seno di x uguale a 1, sono due equazioni trigonometriche elementari che abbiamo visto come si risolvono, ma almeno in questo caso risolviamo ancora. Prima di fare questo, giusto una nota, questa equazione di secondo grado qui abbiamo usato questo trucco per riuscire a semplificare, però alla fine qui sotto radice cosa abbiamo? 7 meno 4 radice di 3, una radice doppia. Volendo si poteva fare anche con la formula per la radice doppia, radice di a più o meno radice di b, e abbiamo questa formula. Proviamo a farlo anche così, quindi avevamo 7 meno 4 radice di 3. Come si fa a usare questa formula? Qui è solo radice di b, allora questo 4 dobbiamo portarlo dentro 4 e radice di 16. Radice di 16 per 3, quindi radice 48, e beh, adesso l'espressione è uguale. Allora, adesso applichiamo la formula, radice di a è 7, che poi anche qua 7, qui è più, qui è meno, radice di al quadrato è 7 al quadrato 49, meno b, quindi meno 48, in entrambi i casi tutto fratto 2, fratto 2 qua, fratto 2 qua, adesso 49 meno 48 fa 1, radice di 1 è 1, qui abbiamo 7 più 1 fratto 2, qui 7 meno 1 fratto 2, qua 8 diviso 2 è 4, radice di 4, 7 meno 1 diviso 2 è 3, radice di 4 sappiamo è 2, 2 meno radice di 3, infatti troviamo proprio questo 2 meno radice di 3. Continuiamo avanti, quindi dobbiamo risolvere queste o si faceva con questo trucco oppure con questa formula della radice doppia. Allora, dobbiamo risolvere queste equazioni trigonometriche elementari, radice di 3 mezzi è proprio un valore noto della funzione seno,
e corrisponde all'angolo di 60 gradi, oppure poi si riscrivo tutto anche in radianti pi terzi. Il secondo angolo, quando abbiamo l'equazione trigonometrica elementare col seno, si trova come 180 gradi meno la precedente, abbiamo 120 gradi. Qua è P meno la prima soluzione uguale. E allora possiamo scrivere qua le soluzioni in gradi, qui in radianti. Seno di x uguale a 1, anche 1 è un valore noto perché per 90 gradi il seno vale 1, quindi abbiamo 90 gradi. La seconda soluzione in generale si trova a 180 gradi meno la precedente. 180 meno 90, però vediamo diventa di nuovo 90, quindi non abbiamo due soluzioni elementari, ne abbiamo una sola perché coincidono, quindi scriviamo semplicemente 90 gradi più k da 360 gradi, ovviamente stessa cosa radianti, 90 gradi pi mezzi, ma anche facendo pi meno pi mezzi troviamo sempre pi mezzi, quindi abbiamo pi mezzi più k per 2p, k patina z. Adesso vediamo anche un altro tipo di equazione dove si usa fare la stessa dove si usa sempre un'equazione di secondo grado, però qua abbiamo dentro abbiamo l'espressione, dentro l'equazione abbiamo seno al quadrato di x e qui coseno di x, abbiamo due funzioni diverse. Allora dice, cosa facciamo? Posso sostituire una con l'altra, però non qui dove è la prima potenza, qui dove è la seconda potenza, perché sappiamo che seno al quadrato più coseno al quadrato uguale a 1, quindi seno al quadrato di x sarà, sì, boh, qua non ho scritto x, seno al quadrato di x, 1 meno coseno al quadrato di x. Quindi qui al posto di questo scriverò 1 meno coseno al quadrato di x. Poi vado a moltiplicare, riordino. Vabbè, qua ancora ho questo davanti al termine di grado 2, ho questo meno che mi disturba, magari moltiplico meno 1 anche se non è necessario, e trovo 8 coseno al quadrato di x più 2 coseno di x meno 1 uguale a 0, e qui faccio lo stesso tipo di sostituzione, t è uguale a coseno di x, e quindi trovo un'equazione nella t. Questa equazione mi darà due soluzioni e poi devo risolvere due equazioni, coseno di x è uguale il t1 e coseno di x uguale al t2, si fa allo stesso modo. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.